sono in arrivo 4.000 migranti, quindi questo marca un periodo storico particolarmente complicato, caratterizzato da questi arrivi che ovviamente devono essere governati e non vorremmo, come è successo in passato, subirli. L'accoglienza dei migranti va governata e non subita. Pensieri e parole di Mario Conte, presidente dell'ANCI Veneto. L'Associazione Nazionale dei Comuni Italiani oggi lancia un messaggio forte e chiaro, soprattutto dopo quello che è accaduto ieri nel Vicentino, quando ad Altavilla, a Sovizzo, a Cornedo, a Castelgomberto e a Gambellara i sindaci hanno trovato gruppetti di profughi lasciati davanti ai municipi, scatenando una forte reazione. Servono regole chiare, serve trasparenza, serve condivisione, serve collaborazione tra territori, prefetture e anche la Regione che si è messa a disposizione per la gestione di questo periodo particolarmente complicato, e sono convinto che se ognuno di noi farà la sua parte compatibilmente con quelle che sono le disponibilità, con quelle che sono le risorse a disposizione, con quelle che sono anche le altre emergenze umanitarie che stiamo gestendo, in primis l'emergenza sociale della nostra comunità, però sono convinto che se tutti noi facciamo poco riusciremo a dare una grande risposta. La preoccupazione dei sindaci del Vicentino è che ci possa essere un cambio di passo nella strategia dell'accoglienza. La paura è che anche dove e quando non c'è posto per collegare i profughi, i sindaci vengano messi di fronte al fatto compiuto e gli vengano lasciati i migranti davanti alla porta del municipio. Io credo che attraverso il dialogo, attraverso il confronto, attraverso la condivisione si possono evitare queste situazioni che poi creano tensione nel territorio, che poi creano anche difficoltà nella gestione dell'accoglienza, che in questo momento di sicuro non abbiamo bisogno. Adesso, per regolare l'accoglienza, sarà fondamentale il protocollo annunciato tra Regione, Prefetture e ANCI Veneto. Questo protocollo, che di fatto è una condivisione di intenti, scriviamo quelle che sono le regole del gioco per evitare situazioni come quelle di Vicenza o per evitare ancora di più situazioni come quelle che hanno caratterizzato in passato i nostri territori, dove un numero importante di migranti veniva riversato senza regole, senza prospettive, senza futuro, magari in un solo comune o in un solo centro di accoglienza, con tutti i disagi che poi quel tipo di accoglienza sregolata ha portato nei territori.